Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno, è ancora tempo di novità insieme alle stelle di Radio.0 e allora anche in questa giornata di metà settimana andiamo a seguire le sorprese delle stelle. Iniziamo subito dall'Ariete. Il sentimento trabocca esplosivo come tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi che rischiano di allontanare chi vi è accanto. Gli altri, più moderati di voi, vi giudicano con occhio critico, teste calde e incapaci di controllarsi, dicono. Toro, amate il vostro lavoro e lo svolgete con grande passione anche al di là dell'aspetto remunerativo, vi sostiene un'atmosfera complice e collaborativa. Con i colleghi volete infatti stringere amicizie, cercando occasioni di incontro anche al di fuori dell'ufficio. Gemelli, idee geniali le vostre, trovate soluzioni istantanee a problemi che hanno confuso tutto lo staff o magari rischiato di mandare in tilt un progetto. Parlando di studio, bene anche un esame, dopo un attimo di smarrimento iniziale infilate tutte le risposte, una dietro l'altra. Cancro, lunatici per carattere, ma doppiamente lunatici oggi, sotto il tiro di Luna e Mercurio disarmonici, malumori al lavoro quindi e qualche muso lungo in famiglia. Essenziale non ingigantire i problemi, evitando di drammatizzare solo per una parola fuori posto. Leone, un proficuo mercoledì per voi di trattative, contratti e firme, tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Scoprirete in più di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi, approfonditela questa conoscenza. Vergine, rispettivamente posizionati nei settori delle finanze e del lavoro, la Luna e Giove oggi vi fanno spendere ma anche guadagnare d'altra parte. Buoni acquisti online e buoni affari anche per chi vende, puntando ad allargare il giro con nuove soluzioni. Bilancia, la giornata inizia con il piede giusto, ovvero con la Luna e Mercurio nel segno e il favore di Venere e Giove, tutto perfetto, l'amore, il lavoro e anche i guadagni, solo la famiglia vi annoia un po' sotto l'effetto di Plutone che ha sempre qualcosa da ridire. Scorpione, presi da 1000 interessi avrete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza poi riuscire a portarle a termine tutte. Occupatevi prima delle priorità. Sarete in grado poi di trovare delle buone soluzioni anche per le questioni professionali più urgenti e delicate. Sagittario, ottima giornata per voi questo mercoledì, coccolati dalla coppia Luna-Mercurio e da Giove in sestile. Privilegiati i contatti, benone però anche gli affari, compresi quelli di cuore. Instaurare nuove collaborazioni in più non vi riserverà sorprese sgradite, anzi sarà la strategia vincente, parola delle stelle. Capricorno, le altrui esitazioni sono un fattore di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, soprattutto quando c'è in gioco la credibilità professionale. Evitate a questo punto di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete. Acquario, con il partner formate la coppia perfetta, voi siete il pilota, la dolce metà il navigatore che vi dice dove osare e dove invece andare cauti. Siete in gran forma in più e ne andate orgogliosi, quindi elargite consigli sul perfetto stile di vita, ovvero il vostro. E chiudiamo infine con i pesci. Rispetto alla vita pratica e ritmi veloci, oggi vi sentite un pesce fuor d'acqua. Le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni. Bisogno di interiorità, inoltre, e desideri inespressi. I sogni liberano l'inconscio da angosce e paure. Avete i numeri giusti, giocateveli bene. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, appuntamento a domani per tutte le novità, intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0